Ciao ragazzi, facciamo questa rosa origami. Abbiamo bisogno di un foglio quadrato di carta colorata, il colore che preferite, e uno spiedino di legno. Cominciamo a piegare. La prima piega è una diagonale. Fate coincidere i due vertici del quadrato opposti e piegate. Mi raccomando, le pieghe, come ogni origami, passatele bene. Piegate la diagonale, pieghiamo ancora a metà il triangolo per avere ancora un altro triangolo. Questo triangolo ha una punta chiusa, che è questa, e qua ci sono i lembi aperti. Tiriamo su un lembo e mantenendo, infilando le mani fino in fondo, facciamo coincidere questa punta con questa, schiacciando il foglio di carta. E otteniamo, vedete, un quadrato e con accanto un triangolo. Giriamo il foglio e facciamo la stessa cosa da questo lato. Tiriamo su, vedete, e apriamo, infilate le dita fino alla punta chiusa e facciamo coincidere questa punta con le punte in basso, schiacciando poi la carta. E otteniamo un quadrato. Questo quadrato ha una punta chiusa e una invece aperta, vedete? Dal lato aperto pieghiamo il lembo, il primo lembo, facendo coincidere la punta con la punta in basso con la punta in alto e pieghiamo. Dopo il primo lembo abbiamo, guardate, 1 e 2. Pieghiamo il primo verso l'alto, schiacciate la piega, torna su, guardate, e facciamo la stessa operazione. Apriamo i due lembi, infilando un dito dentro, e facciamo coincidere sempre la punta con quella sotto. Otterremo un piccolo quadratino. Facciamo la stessa cosa con l'altra punta. Pieghiamola, prima facciamo la piega, poi la rimettiamo in alto e i due lembi li riapriamo ancora una volta, infilando il dito all'interno, schiacciamo e facciamo arrivare questa punta su questa e otteniamo due piccoli quadrati, 1 e 2. A questo punto avete una parte che è più spessa e una che c'è un foglietto solo, un lembo solo. Piegate questo lembo indietro e otterrete come un cuoricino. Vedete? Questi sono i due quadratini che abbiamo piegato prima. Adesso portateli sui quadratini come se fossero dei piedini e schiacciateli sul tavolo. A questo punto avete questa parte centrale, avete un lembo da un lato, lo schiacciate verso giù, e un lembo dall'altro. Nella parte che rimane abbiamo ancora delle aperture, quindi portiamo questo lembo, questa punta,
su questa punta, mantenendo il centro fermo e piegando. Abbiamo fatto, vedete, abbiamo fatto questa come un setto. Se abbiamo portato questa punta qua, adesso la doppia punta che c'è da questo lato la porteremo qua, come se seguiamo il cerchio, la rotazione. Quindi questa punta qua la portiamo su questa punta di lato e otteniamo un altro setto, otteniamo una piramide. Guardate, vedete questa piramide con la punta. Abbiamo finito le pieghe della rosa. Adesso dobbiamo prendere la piramide dal vertice in alto e sistemare il palmo della mano sulla base della piramide e ruotare nello stesso senso in cui abbiamo piegato i setti. Ruotate senza timore, guardate, ruotate, ruotate, finché proprio la carta non si accartoccia e la rosa diventa piccolina, piccolina. Proprio come se state avvitando. Una volta avvitato, sciogliete e quello che avrete è ancora l'inizio. Ci sono questi 4 punte, 1, 2, 3 e 4, che dovete allargare come se fossero dei petali. 1, 2, 3 e 4. E l'ultima azione da fare è con lo spiedino. Bisogna arrotolare le punte. Abbiamo 8 punte da arrotolare, 4 esterne e 4 interne. Poggiate lo spiedino e col dito sopra lo fate rotolare in maniera che la carta si arrotoli verso l'esterno. Avremo una punta esterna e la sua corrispettiva interna. Faremo per 8 volte. Arrotolare la carta sullo spiedino, esterna e poi c'è quella interna. Ancora un'esterna e un'interna. In tutto questo arrotolamento si fa 8 volte. Un'esterna e un'interna. Ed ecco che abbiamo ottenuto la nostra rosa. E se ne fate tante, potete fare un bel mazzo colorato. Ciao e buon lavoro!